Ciao a tutti, oggi finalmente nella puntata di Breaking News una buona notizia, perché oggi parliamo di un bambino che ha bisogno di cure, un bambino di Castelfranco, Veneto, che si chiama Nicolò, un bambino che ha bisogno di un farmaco che costa più di 2 milioni. Ieri la bella notizia, perché la Regione Veneto, poco dopo le 13, ha comunicato di essersi presa a carico delle spese per acquistare il farmaco. Va detto che in precedenza era stata aperta una raccolta fondi per cercare di raggiungere la cifra necessaria per comprare il farmaco. Nel giro di pochi giorni le persone avevano donato 270.000 euro. Ovviamente non abbastanza per aiutare Nicolò per avere quel farmaco. E allora ieri la bella notizia della Regione Veneto che si è presa a carico di pagare appunto tutto il farmaco. Ovviamente i 270.000 euro raccolti resteranno a disposizione di Nicolò per la propria vita e invitiamo tutti a continuare a donare perché la raccolta fondi resterà aperta, si potrà raggiungere la cifra di 500.000 euro. Noi abbiamo sentito il papà di Nicolò, Mattia, molto felice ovviamente per la notizia che è arrivata nella giornata di ieri. Sentiamo le sue parole. Allora, eccoci in diretta con Mattia Martin. Intanto, Mattia, ti ringrazio per aver accettato il nostro invito. Un saluto a tutti e grazie a voi per l'invito. Allora, iniziamo dalla bella notizia di ieri perché poco dopo le 13 la Regione Veneto si è presa a carico di fatto dei soldi per il farmaco di Nicolò, una notizia davvero molto importante, attesa. Devo dire sì, è stata una gioia immensa, un regalo di Natale arrivato un po' in ritardo, però era una notizia molto attesa da noi in famiglia, ma soprattutto per Nicolò. Devo dire che non ce l'aspettavamo questa risposta, anche se c'era una speranza molto, molto grande. E fortunatamente è arrivata e di questo ne siamo molto contenti, insomma, e approfitto anche per ringraziare la Regione, ma soprattutto il nostro governatore Zaia e l'assessore della salute Regione Veneto, Manuela Lanzarin. E ringrazio comunque tutti quanti quelli che ci hanno appoggiato fino ad ora e quelli che comunque ci stanno ancora appoggiando. E, ci sarà una piattaforma che avevo aperto il 2 di dicembre per una raccolta fondi a scopo per avere il farmaco sostanzialmente e appunto adesso ce l'ha passato la regione, ma la piattaforma è GoFundMe e troverete il link con scritto tutto in descrizione con l'IBAN intestato a Nicolò e ovviamente ho specificato che chi vuole continuare a sostenerlo può farlo per le sue spese future e per la sua malattia, che comunque lui purtroppo rimarrà sempre un bambino malato e fragile. E, Ecco Mattia, ricordiamo appunto che erano già stati donati 270.000 euro, una cifra comunque importante, donata dalle persone, prima ancora che dalla Regione Veneto che si è presa a carico appunto di pagare il farmaco, dunque era già una cifra davvero molto alta quella donata dalla gente. certo, certo, infatti di questo ne sono molto riconoscente e molto grato, infatti ripeto ancora l'ennesima volta, ringrazio infinitamente tutti, è stata una solidarietà immensa, enorme in così poco tempo, non ci aspettavamo neanche di questo e specifico sempre che i soldi comunque ho sempre dichiarato che rimangono per Nicolò, perché questi momenti qua non ce li ripaga nessuno, ma soprattutto se ci sarà qualche famiglia bisognosa, ma in parte anche con questa malattia, farò sicuramente una donazione volenterosa e non esito insomma molto a pensarci, ecco come è giusto che sia.
La raccolta fondi, hai già ricordato, Mattia, resterà dunque aperta perché i soldi ovviamente andranno lì per il futuro di Nicolò, una campagna fondi che dunque rimane aperta, noi lo ricordiamo ancora una volta. Mattia, ti chiedo innanzitutto anche come sta Nicolò. Fortunatamente Nicolò sta molto bene, è arrivato da una brutta situazione, diciamo, perché poco tempo fa ha avuto una crisi respiratoria che è stato preso per i capelli, se così posso passare il termine, dovuta ad un'inalazione del latte causata dalla maldiglutizione come prevista dalla malattia, quindi sostanzialmente si era depositato del latte nei polmoni e quindi ha avuto questa crisi respiratoria per questo motivo e è finito in terapia intensiva per 2 mesi e l'hanno intubato 3 volte, ha subito 2 interventi, quindi la tracheotomia e la PEG per una buona nutrizione. E quindi è riuscito, per quanto debole lui sia, con tutta la forza che ha, grazie a noi, grazie ai medici, a tutto il team dei medici di Padova che ci seguono, che sono degli specialisti veramente, li consideriamo angeli, sono riusciti a salvarlo, ecco, e ad oggi sono contenti della sua posizione perché veramente mi hanno detto ieri che sono venuti a visitarlo che non hanno mai trovato in così buone condizioni Nicolò e di questo noi ne siamo più grati ancora. Beh, ovviamente un applauso a tutto lo staff dell'ospedale di Padova, ovviamente, che lavora con grande cura, dobbiamo dire, su questi bambini. Mattia, io ovviamente ti ringrazio, invito tutti ovviamente a continuare a donare perché è importante anche per il futuro di Nicolò. Non so se in chiusura vuoi aggiungere ancora qualcosa. Un ringraziamento ancora a tutti, specialmente a voi, ma a tutti quelli che ci seguono. Colgo l'occasione per dire anche, vi invito a seguire le pagine Facebook ed Instagram, Aiutiamo Nicolò, oppure Il sorriso di Nicolò. E lui ne sarà molto contento e vi ringrazierà. Poi prossimamente metteremo anche dei live, insomma delle dirette con Nicolò non appena, insomma adesso anche sta combattendo un po' con i dentini che stanno uscendo, quindi come tutti i bambini è un po' lunatico, diciamo così si suol dire, e quindi non quanto prima sarà meglio, insomma inizieremo a fare qualche diretta, ecco. Grazie, ovviamente in bocca al lupo a voi, in bocca al lupo a Nicolò e grazie Mattia. Grazie al lupo, grazie ancora a voi e un saluto a tutti. Vi invitiamo ancora a continuare a donare, troverete tutti i link qui sotto a questo video. Un abbraccio grande a Nicolò, alla sua famiglia e un ringraziamento anche da parte nostra alla Regione Veneto che si è presa a carico di pagare tutto il farmaco a Nicolò. Con Breaking News torneremo domani.